che era già per anni qui all'istituto, adesso sta diventando studioso e abbiamo la fortuna che presenta l'argomento Giacomo Boni e l'impegno per la salvaguardia di Venezia. Grazie Presidente. Quanto abbiamo oggi sentito dalle relazioni precedenti e i limiti imposti dalla necessità di presentare qui solo le linee principali di una ricerca che si svilupperà nella relazione scritta, mi consentono di non dire nulla circa l'infanzia e i primi anni della formazione del giovane Boni, così come sulle condizioni politiche, economiche e sociali di Venezia dopo la caduta della Serenissima, negli anni cioè della dominazione austriaca fino al congiungimento al Regno d'Italia, quando, come è stato ricordato, si affermò in città una nuova classe di imprenditori ansiosi di reinserire Venezia nel grande sistema economico italiano ed europeo, secondo un progetto che fin da subito acquisì presso molti il carattere di un radicale intervento sul tessuto urbanistico e sociale. Da allora in poi, abbiamo visto, non si contarono le proposte di radicali interventi in città presentate da singoli cittadini, da tecnici del comune, da autorità istituzionali, che con determinazione ribadivano la necessità di fare di Venezia una città come le altre. Era largamente diffuso, insomma, un sentimento che invocava un rinnovamento, uno svecchiamento, una rifondazione della città, guardando come modelli alle moderne capitali europee, con i loro viali alberati e piazze, tram e ferrovie. Come necessario complemento, contemporaneamente, il dibattito cittadino sulle sorti della città interessò, oltre alla configurazione urbanistica, anche il problema della conservazione dei monumenti più importanti, sulla linea di una forte preoccupazione che già negli anni del governo austriaco aveva segnalato l'urgenza di intervenire su edifici quali, tra gli altri, il Palazzo Ducale, la Basilica di San Marco, il Fontego dei Turchi, la Cadoro. Le teorie e la prassi del restauro di allora prevedevano l'impiego di tecniche fortemente invasive, con la raschiatura dei marmi, se non la loro completa sostituzione. Emblematici a questo proposito la ricostruzione più che restauro del Fontego dei Turchi e i lavori alla Basilica di San Marco. È in questo quadro, qui delineato per sommi capi, che si inserisce l'azione di Giacomo Boni, che a partire dal 1882 produsse vari scritti su diversi aspetti della conservazione di Venezia. Boni allora aveva 23 anni e poteva contare soprattutto su un bagaglio di conoscenze maturato come assistente di cantiere a Palazzo Ducale, alle dipendenze dell'impresa Cadel prima e del Genio Civile poi, un'esperienza di cui andava giustamente fiero e che gli aveva consentito frequenti contatti con studiosi e tecnici provenienti da tutta Europa. Boni era inoltre, come è stato ricordato stamattina, attivo membro del cenacolo animato dall'abate Rinaldo Fulin nell'ambito della Deputazione di Storia Patria e della rivista Archivio Veneto. Il circolo, formatosi attorno alla figura carismatica del sacerdote veneziano, ebbe, come è noto, un'influenza determinante nello sviluppo della storiografia veneziana, in particolare nella riabilitazione della Serenissima dalle cupe romanticherie che l'avevano ritratta come il ricettacolo di ogni corruzione politica e amministrativa. Meno noto è forse il ruolo che la Deputazione ebbe nel favorire una sensibilità, nata certo dal gusto per la storia, verso la specificità urbanistica, le particolarità architettoniche e direi quasi antropologiche della viabilità veneziana, dell'arredo degli spazi pubblici come le edicole sacre nelle vie, le vere da pozzo, i ponti, gli imbarcaderi dei traghetti, di tutti quegli elementi costitutivi la realtà veneziana che proprio in quegli anni erano oggetto dell'iconoclastia della modernità e dei quali Boni, anche sulle orme di Camillo Boito e di Pompeo Molmenti, si fece impegnato ed efficace difensore.
Gli interessi di Boni relativamente ai problemi veneziani si svolgono sostanzialmente su 3 linee: i problemi connessi con il restauro architettonico dei monumenti, il rispetto della specificità urbanistica della città, la conservazione della laguna e del suo regime idraulico. Il primo intervento di Boni sul tema della protezione dei monumenti veneziani fu in occasione di una conferenza dal titolo L'avvenire dei nostri monumenti, dove lamenta che le opere collocate nei musei, prive del contesto per il quale vennero create dagli artisti, non possono essere pienamente comprese in tutto il loro valore. Dello stesso anno sono poi 3 saggi, tutti pubblicati nell'Archivio Veneto, dei quali va in particolare messo in evidenza quello su Il colore sui monumenti, saggio importante nel cursus degli studi di Boni, sia per l'argomento in sé, quello dell'uso del colore anche nella scultura e nell'architettura antiche sarà d'ora in poi un interesse mai accantonato anche nell'archeologo del Palatino, sia per i continui espliciti riferimenti all'opera di Ruskin. Boni, come è stato anche in precedenza più volte segnalato, deve moltissimo a Ruskin, alla sensibilità artistica portata a Venezia negli anni tra il 1830 e il 1880 dai viaggiatori inglesi approdati in laguna. Non si può cogliere appieno la complessità della storia e della cultura a Venezia nell'Otto e Novecento senza dare a Ruskin e alle Stones of Venice un posto di tutto rilievo. In realtà, però, i primi destinatari delle Stones erano anzitutto gli inglesi, ai quali Ruskin si rivolgeva con l'obiettivo di educarli al vero significato dell'architettura, avvalendosi dell'esempio artistico, etico, sociale e storico di una città come Venezia, un tempo gloriosa e che allora appariva in piena decadenza. Ruskin era rimasto conquistato dall'architettura veneziana del periodo bizantino e gotico, giungendo in una città dove i segni della passata grandezza si disfacevano in un'aura di morte. Ruskin situava l'apogeo della forza morale e politica di Venezia nell'esaltazione dell'architettura gotica, cui seguì la decadenza di cui l'architettura rinascimentale era manifesta espressione. Per lui, infatti, la genesi e il declino dell'architettura veneziana era in stretto e immediato collegamento con l'evoluzione del carattere etico dello Stato. I primi contatti di Boni con la cultura e lo spirito anglosassone possono essere fatti risalire fino alla sua prima giovinezza. I viaggiatori inglesi a Venezia del XIX secolo costituivano un mondo spesso a parte, in cui si muovevano instancabili e raffinati connoisseur, tra cui anche personalità di alto profilo, letterati e poeti, artisti, facoltosi commercianti e aristocratici, che animavano le conversazioni nei preziosi salotti dei piani nobili di antichi palazzi. Gli inglesi frequentati da Boni e che tanta influenza ebbero su di lui, non appartenevano all'upper class dei palazzi veneziani, ma erano artisti, pittori e disegnatori legati all'Accademia di Belle Arti, tra cui, primo tra tutti, John Bunyan. La figura nobile e generosa di questo stretto collaboratore di Ruskin merita una menzione tutta particolare nella biografia di Boni. Bunyan, che incontrò il ragazzino tuttofare e volenteroso nel cantiere della ditta Cadelli in Palazzo Ducale, intuendone le doti, lo accolse nella sua numerosa famiglia come un figlio, gli permise di perfezionare la conoscenza degli inglesi, gli trasmise i segreti dell'arte del disegno architettonico di cui egli era maestro, gli fece leggere nel 1879 le Stones e gli fece conoscere Angelo Alessandri, allievo dell'Accademia di Belle Arti e discepolo di Ruskin. L'influenza di Bunyan fu quindi determinante e segnò il destino del giovane Giacomo, il quale nel 1881 poté già scrivere direttamente a Ruskin proponendosi come disegnatore, iniziando così una collaborazione che sarebbe poi proseguita negli anni successivi. Come noto, Ruskin compì a Venezia numerosi viaggi tra il 1835 e il 1888. Nel lungo soggiorno di 9 mesi tra il 76 e il 77,
Ruskin conobbe due giovani veneziani, intelligenti e sensibili allievi dell'Accademia di Belle Arti, Alvise Pietro Zorzi e Angelo Alessandri, ai quali successivamente si aggiunse Boni, che Ruskin incontrò per la prima volta a Pisa nel 1882. La vicenda di Alvise Pietro Zorzi, che nel 77 pubblicò, grazie al finanziamento di Ruskin, le sue osservazioni intorno ai restauri interni ed esterni della Basilica di San Marco, articolo che provocò la temporanea sospensione dei lavori di restauro allora in corso e di cui si parlerà oggi nelle relazioni successive, è per noi particolarmente significativa non solo per l'eco che ebbe in Venezia e nell'Europa colta del tempo, ma anche perché indicativa del clima in cui il nostro Boni si trovò ad operare. Gli anni successivi furono di studio intenso, di lavoro indefesso, con varie pubblicazioni prevalentemente di carattere tecnico sulla resistenza dei materiali nell'edilizia veneziana. Boni venne inoltre coinvolto negli scavi e nei sondaggi alle fondazioni della Basilica di San Marco e del Campanile, per il quale manifestò preoccupazioni che si rivelarono profetiche, e collaborò all'iniziativa scientifica ed editoriale di Ferdinando Ongania. Anche questi argomenti che verranno trattati oggi nel pomeriggio da Irene Favaretto e da Ettore Vio. Frattanto il Comune di Venezia stava approntando un piano regolatore generale della città che venne presentato al Consiglio Comunale nel dicembre 1886. Il progetto, che si presentava rivoluzionario e tale quando realizzato da stravolgere la viabilità e l'edilizia di ampie zone della città, prevedeva l'esecuzione di 40 opere, per lo più riguardanti l'apertura di nuove vie, il più possibile rettilinee, larghe 7 metri, con la demolizione e la ricostruzione in stile moderno degli edifici interessati. Il provvedimento suscitò immediata la reazione di Pompeo Molmenti, che pubblicò nel gennaio dell'87 un ampio, meditato e articolato testo emblematicamente intitolato Delende Venezie, e che può essere considerato il compendio di tutta una stagione della storia di Venezia, quando alle pressioni di costruttori senza scrupoli, alle insistenze di affaristi pronti a spogliare la città di ogni ornamento e della sua particolarità, si opposero alcuni ingegni che, raccolti nelle più nobili istituzioni cittadine, seppero limitare e in molti casi annullare le decisioni adottate dagli amministratori. L'articolo di Molmenti ricevette immediatamente le più larghe adesioni in città, tra le quali va in particolare ricordata quella della Presidenza dell'Accademia di Belle Arti, che approvò un ordine del giorno che venne sottoscritto da oltre 250 artisti. Al saggio di Molmenti fece eco poco dopo quello di Boni su il cosiddetto sventramento appunti di un veneziano, che si caratterizza subito per il tono pungente e polemico. Sono pagine brillanti e amare al tempo stesso nella constatazione della spoliazione dei palazzi, ridotti a scheletri e foderati, anche per nasconderne lo scempio, con le insegne degli albergatori, delle stanze ammobiliate e dei negozi di antichità. La polemica attacca qui sia lo sventramento di quartieri, l'allargamento di vie, l'abbattimento di palazzi e di un tessuto urbano minore del quale Boni con molta acutezza coglie efficacemente l'importanza, sia la spoliazione delle facciate e degli interni dei palazzi, delle calli e dei campi, dai quali vengono strappate edicole sacre, sculture esterne, vere da pozzo, elementi architettonici, portali, cornici, soffitti, oltre ai dipinti e agli arredi preziosi. Così che, scrive Boni, al solo museo di Kensington, l'attuale Victoria and Albert, possiede già 2 o 3 centinaia di sculture veneziane. In Boni vi sono inoltre 2 ordini di considerazioni che non compaiono nel Delende Venezie. Il primo riguarda l'edilizia popolare e il secondo le condizioni igieniche dei canali interni della città e della laguna. Insomma, per Boni, la legge per il risanamento di Napoli, che avrebbe dovuto finanziare almeno in parte il nuovo piano regolatore di Venezia, non doveva essere applicata anche da noi, pena lo stravolgimento del carattere proprio della città lagunare, con il risultato di compiere una profanazione
analoga a quella ordinata da Nerone, che incendiò Roma per correggerne i vecchi edifici e le contrade strette e tortuose. Significativo e peculiare nel tono è il saggio sul restauro del Fondaco dei Turchi, che può essere considerato un vero e proprio piccolo trattato di scienza del restauro. Si tratta di un testo che rivela ancora una volta la profonda competenza di Boni nelle tecniche costruttive degli edifici bizantini e insieme l'equilibrio, il senso di misura, il gusto nell'indicare le tecniche di restauro di un edificio antico. Ancora dell'87 e poi un più lungo scritto sui pericoli di incendio in Palazzo Ducale, che si segnala per la sorprendente descrizione della molteplicità di uffici e di alloggi di impiegati uscieri che allora vi risiedevano, compresa la Biblioteca Marciana, il Museo Archeologico e questo nostro stesso Istituto Veneto, il quale, scrive Boni, non risparmiando una delle sue stoccate velenose, penetrando in palazzo trovò modo di dilatarsi coi suoi laboratori e una esposizione industriale di cerini, carte da tappezzerie, occhiali. Intanto Boni, come abbiamo sentito, nell'88 venne chiamato a Roma per dare inizio a una collaborazione in seno al Ministero della Pubblica Istruzione che lo portò a viaggiare per tutta l'Italia, soprattutto nelle regioni meridionali, diradando i suoi interventi sulla stampa riguardanti Venezia, fino al 1898, quando uscì un suo articolo Difendiamo la laguna di Venezia, che è significativo per più punti di vista. Pur essendo infatti trasferito a Roma, Boni continua a seguire da vicino quanto avveniva in città. Inoltre, questo saggio è il primo specificamente da lui dedicato ai problemi della laguna, tema che gli era stato particolarmente caro fin dall'infanzia, fin dalla sua prima esplorazione solitaria della laguna, quando non aveva ancora 10 anni e si costruì una sorta di zattera fatta di qualche asse di faggio e l'ombrello della bisnonna, navigando così da Canalgrande a Santa Chiara e di lì imboccando addirittura il Canal Orfano fino alla parte opposta della laguna, approdando a San Francesco del Deserto, dove, avendo bussato affamato e ansante alla porta dei frati, esclamò «Go fame!» e ricevette un viatico di pan e nose magnar da dose, come gli dissero i frati, che poi lo riportarono a Venezia, «Te accompagneremo a Venezia perché noi creda che ti si nega». Il saggio di Boni si intreccia ancora una volta, pur senza mai che vi sia un riferimento esplicito, a un analogo e contemporaneo scritto di Molmenti e si inserisce nel quadro di una vivace polemica che stava animando in quegli anni il dibattito politico veneziano e che riguardava in particolare l'opportunità di collegare Venezia alla terraferma con un ponte carrozzabile. Venezia era già unita a Mestre da un ponte ferroviario inaugurato nel gennaio del 46, ma in tempi recenti si erano ripetute le proposte e le iniziative tese alla costruzione di un ulteriore ponte che avrebbe messo in comunicazione, di volta in volta secondo i vari progetti, punti come Sant'Andrea, San Basilio, San Giobbe, con San Giuliano o con i Botteghini, o il campo di Santi Apostoli, con una strada carrozzabile che, passando per la Misericordia, sarebbe giunta fino a Campalto accostando Murano. Si trattava quindi di ponti e di collegamenti del tutto indipendenti e staccati da quello costruito per la ferrovia, più o meno larghi e costruiti in parte su arcate e in parte su terrapieni. Una svolta nell'orientamento dell'amministrazione comunale di Venezia, che fino allora aveva mantenuto nei confronti dei vari progetti un atteggiamento incerto e ondivago, si ebbe nel 1895, con la nuova giunta presieduta da Filippo Grimani. Molmenti, che era assessore alla pubblica istruzione, visto l'orientamento assunto dalla giunta di cui faceva parte, diede le dimissioni e pubblicò nel gennaio del 98 un lungo articolo dal titolo Un nuovo ponte sulla laguna di Venezia, dove, dopo una dettagliata analisi anche sotto il profilo finanziario dei progetti fino allora presentati, fissava l'attenzione sul paradosso di costruire una strada che avrebbe consentito di arrivare a Venezia
senza però comunque risolvere il problema di sempre del trasbordo delle persone e delle merci dai carri alle barche, problema che si sarebbe comunque presentato una volta arrivati davanti al sistema di calli e ponti e canali, a meno che la strada carrozzabile non venisse prolungata con nuovi sventramenti e demolizioni fino a Piazza San Marco, naturale capolinea di carri, carrozze e cavalli, dove si sarebbero dovute quindi costruire stalle, rimesse, pagliai, fienili e letamai. Anche lo scritto di Boni, come quello di Molmenti, segnala che un nuovo ponte per vetture e pedoni non sarebbe di nessuna utilità, perché comunque bisognerebbe prima o poi scaricare le merci e servirsi dei mezzi acquei. Il ponte, scrive, rappresenterebbe un tentacolo succhiatore steso dalla terraferma su Venezia, che reclamerebbe perciò una concessione dopo l'altra, livellando ponti, interrando rii e continuando l'allargamento degli speculatori campagnoli che non avrebbero bisogno di smontare dalla loro carrettella per ghignare in faccia al ponte di Rialto. Questa è la prosa di Boni. Di lì a pochi anni, il mattino del 14 luglio 1902, si ebbe il crollo del campanile di San Marco e Boni venne subito chiamato da Roma per compiere le prime indagini sulle cause del disastro e per dirigere le operazioni di selezione e sgombero delle macerie. Boni venne nominato direttore dei lavori e direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti al posto di Federico Berchet, il che rappresentò per lui anche la rivincita morale nei confronti di chi lo aveva sempre osteggiato, impedendogli ogni avanzamento di carriera nella sua città. Negli anni che seguirono Boni fu tutto assorbito dal suo lavoro al foro e i riferimenti alla realtà veneziana furono sporadici e occasionali, fino al 1921, quando volle di nuovo impegnarsi per la sua città, essendo comparso un nuovo pericolo all'orizzonte della laguna. Se a partire dal 1898 in poi si può dire che non sia passato anno in cui non sia stato presentato al Comune di Venezia almeno un progetto di ponte translagunare, senza che però si arrivasse a prendere in merito alcun provvedimento operativo, fu con la giunta presieduta da Davide Giordano, che era stato eletto sindaco nel 1920, che presero corpo iniziative più concrete. La guerra da poco conclusa aveva profondamente ferito l'economia veneziana e marcato dolorosamente la vita della popolazione. Si avvertiva la necessità di dare un segnale di ripresa, di adottare misure nuove che sapessero scuotere gli animi e le attività economiche. Nel 1917 era stato creato il polo industriale di Marghera, su cui si concentravano molte speranze, e da subito si era discussa l'opportunità di allargare il ponte ferroviario con una passerella che avrebbe permesso il transito di pedoni e veicoli leggeri, così da creare una comunicazione diretta, oltre a quella ferroviaria, tra la città e i nuovi insediamenti industriali. Davide Giordano, appena eletto, riprendendo il filo di un'iniziativa della giunta precedente, spinse verso una soluzione più incisiva, dando così un segnale che la deputazione provinciale raccolse senza esitazione, approvando il 3 giugno 1921 un vasto programma che prevedeva la costruzione su più ponti e terrapieni di una strada carrozzabile con servizio tranviario, un'invenzione alla Giulio Verne, come la definì Molmenti, e che partendo da San Giuliano si sarebbe accostata al ponte ferroviario, proseguendo poi con una sopraelevata lungo tutto il fianco nord della città, le Fondamenta Nuove e San Francesco della Vigna, per arrivare fino alla Certosa, dove si sarebbe biforcata a destra, attraversato Sant'Andrea e il suo canale, avrebbe raggiunto il Lido per poi continuare lungo il lato prospiciente la laguna fino alla bocca di Malamocco e attraversata questa fino a Chioggia. Dall'altro lato, a sinistra, la sopraelevata avrebbe solcato le Vignole, Sant'Erasmo, l'isola di San Francesco del Deserto, Burano, Mazzorbo, Torcello, fino alla terraferma.
Immediata la reazione dell'Accademia di Belle Arti, allora presieduta da Giovanni Bordiga, che diramò un lungo ordine del giorno di condanna del progetto. La giunta Giordano, non curante delle proteste, fece propria, approvandola, la delibera della deputazione provinciale, venendo però poi sconfessata dal Consiglio Comunale che nella seduta del 18 luglio, dopo una tempestosissima discussione, bocciò a grandissima maggioranza il progetto, auspicando invece che si provvedesse all'allargamento del ponte ferroviario. È in questo contesto che si colloca quello che possiamo considerare l'ultimo scritto di Boni relativo ai problemi veneziani, Lagune Venete, uscito nel settembre del 21 e che in realtà è la rielaborazione di precedenti scritti che ricalcano in più punti quello da lui pubblicato nel 1898, con una sottolineatura in più sulle connessioni tra questi oltraggi alla città e alla laguna compiuti per favorire gli interessi dell'industria bancaria internazionale di chi ignora la carità di patria. Qui si chiude la rapida rassegna degli scritti di Boni direttamente rivolti ai problemi della salvaguardia di Venezia e della laguna e avviandomi a una veloce conclusione accennerei soltanto a 3 considerazioni finali. La prima riguarda la personalità di Boni e i suoi rapporti con la città, tema questo che va affrontato guardando a tutto l'insieme delle attività da lui svolte nel lungo arco della sua vita. Alla luce dei documenti qui esaminati vi sono alcuni elementi che sorprendono e che andranno approfonditi e che probabilmente hanno a che fare con il carattere spigoloso e la franchezza senza inibizione sempre usata da Boni nei suoi scritti e nei suoi rapporti con l'ambiente veneziano. È strano, ad esempio, che Boni nei suoi articoli non citi mai i nomi di Albise e Pietro Zorzi né quello di Molmenti o di Boito, mentre Molmenti in più occasioni ricordi Boni come un grande esperto dell'edilizia veneziana. Se si pensa che Boni e Molmenti si sono occupati direttamente di tanti temi tanto vicini, tutti e due veneziani e tutti e due poi a Roma, colpisce che nell'archivio Molmenti non vi siano di Boni che 3 lettere del 1921 e del 1922. Discorso analogo può essere fatto per Luzzatti, nel cui archivio sono conservate alcune lettere di Boni, datate a partire dall'11 al 25, ma che riguardano richieste di finanziamenti per gli scavi al foro o la lotta contro l'alcolismo o una proposta relativa all'allevamento ittico nella laguna di Venezia. Un cenno poi meriterebbe la commemorazione che Giordano tenne di Boni all'Istituto Veneto nel 1925, fitta di lodi, di aneddoti edificanti, di notizie dettagliate circa la formazione culturale, l'attività di archeologo, l'ammirazione per Crispi e per Mussolini, ma dove si scivola via sul suo impegno per Venezia e non una parola è detta della sua opposizione al ponte translagunare. Una seconda considerazione riguarda l'affermarsi e il permanere nel dibattito relativo al destino di Venezia di un concetto non certo nuovo e non certo peculiare della città lagunare, ma che qui da noi acquista, mi pare, connotati e dinamiche proprie rispetto ad altre realtà italiane e su cui può valere la pena di riflettere perché può rappresentare un'utile chiave di interpretazione del pensiero di Boni, ma non solo, forse anche del dibattito, mai spentosi a Venezia, tra fautori e oppositori dei piani regolatori ottocenteschi, tra pontisti e non pontisti, tra promotori di nuove architetture e non, tra ideatori di grandi torri ai bordi della laguna in nome della modernità e i difensori di un ambiente unico al mondo e di una identità sempre più minacciata. Intorno alla metà dell'Ottocento, infatti, ma i primi segni di questo fenomeno vanno rintracciati durante la seconda dominazione austriaca, si stabilì a Venezia un preciso e diretto collegamento tra decadenza politica, istituzionale ed economica da un lato e la forma urbis dall'altro, tra urbanistica ed edilizia, quindi, e la sorte della città. Come in pochi altri luoghi, il destino di Venezia venne identificato con consapevolezza e lucidità non comuni con la sua architettura.
Il nesso tra splendore urbanistico e fortuna e virtù dello Stato è sempre esistito, fin dai tempi dell'Atene di Pericle o della Roma di Augusto, ma Venezia aveva vissuto e per molti versi stava ancora vivendo, con straordinaria acutezza e drammatica rapidità, l'esperienza della simultaneità di due processi che non sempre nella storia sono stati così intimamente e simultaneamente legati. La dissoluzione dello Stato, l'annientamento di una classe dirigente, la perdita della centralità economica da un lato e dall'altro la rovina dei palazzi, la dispersione del patrimonio artistico, il degrado urbano. Due fenomeni che nella mente dei veneziani apparvero drammaticamente congiunti, quasi inscindibili, così che prosperità e povertà, ricchezza e miseria, benessere pubblico e privato vennero direttamente connessi alla forma della città, alla sua stessa costituzione fisica, così che l'una condizionava l'altra, così che non si poteva governare o favorire l'una senza dover necessariamente intervenire sull'altra. L'influenza di Ruskin in questa direzione è evidente, ma questo modo di pensare è rintracciabile in ambienti che sono lontani dallo studioso inglese. In quei settori dell'imprenditoria veneziana, per esempio, che prendendo atto della decadenza, della miseria sociale ed economica, affermavano la necessità di una rifondazione della città attraverso l'omologazione alle città moderne. In Boni l'identificazione tra edilizia da un lato e morale della società che esprime quella stessa edilizia dall'altro è evidentissima nei primi scritti, ma continua come un filo rosso fino all'ultimo saggio del 21, quando, a origine del progetto del ponte che attraversa la laguna, pone l'avidità di denaro e la perdita delle virtù civiche e della carità di patria. Ancora più evidente questo sentimento ci appare nelle parole di Antonio Fradeletto che il 25 aprile 1912, inaugurando il campanile di San Marco ricostruito, vede nella capacità dimostrata dei veneziani di portare a compimento l'opera il segno di un coraggio civile, di un'energia riparatrice. Se Boni aveva definito il campanile di San Marco baluardo materiale e morale, costruito dai veneziani contro le incursioni e le invasioni, Fradeletto poteva considerare il campanile come il simbolo stesso della storia della città e la sua ricostruzione, più ancora che una grande restituzione architettonica compiuta con sapienza tecnica, rappresentava un grande atto di forza morale che cancella per sempre le inerzie e le incurie del passato. Infine, un cenno va riservato al quadro che definirei istituzionale, nel quale avviene a Venezia il dibattito sulla salvaguardia. Istituzionale perché concentratosi in enti nati originariamente per volontà sovrana e comunque riconosciuti dalla legge che diede loro una dignità giuridica istituzionale, quali l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, l'Accademia di Belle Arti, l'Ateneo Veneto, la Deputazione di Storia Patria. Fenomeno che mi parrebbe quindi diverso da quello registrato per esempio a Firenze, in una città che ha conosciuto problemi analoghi e dove un ruolo essenziale fu svolto, come studiato da Roberto Balzani nel suo volume sulla legge 364 del 1909, da un associazionismo molto vivace e spontaneo, quale fu quello della Società Leonardo da Vinci, del Marzocco, degli Amici dei Monumenti, dell'Associazione per la difesa della Firenze antica. A Venezia, come la rilettura delle opere di Boni assieme a quella di Molmenti dimostra, la difesa della peculiarità urbanistica e quindi anche sociale e culturale della città non avrebbe avuto probabilmente forza sufficiente per imporsi se quelle idee, quella sensibilità, quelle conoscenze non si fossero potute approfondire ed esprimere intorno alla Deputazione di Storia Patria, intorno all'Istituto Veneto, all'Ateneo Veneto e all'Accademia di Belle Arti, che, organizzando al proprio interno il dibattito e il consenso di generazioni di artisti, seppe nei momenti più decisivi intervenire con straordinaria determinazione per bloccare progetti che, come quello delle strade dei terrapieni in laguna o quello dei 40 sventramenti urbani dell'86, avrebbero del tutto compromesso la specificità della nostra città.
in questo stesso Istituto Veneto, Molmenti elevò più volte, in occasione di lunghi discorsi pubblici, la denuncia contro le decisioni delle amministrazioni, contro il vuoto legislativo che consentiva l'immunità a quanti senza alcuno scrupolo rapinavano giorno dopo giorno le opere d'arte e i preziosi arredi urbani della città, contro la passiva rassegnazione dei cittadini cui faceva riscontro la rapacità di imprenditori senza scrupoli. Aspetto questo di una peculiarità veneziana che andrà approfondito, ma sul quale vorrei richiamare l'attenzione per riaffermare il senso di una continuità. In un mondo che cambia, in una città che appare a volte stravolta, dove se sono rimaste le calli, le vere da pozzo, i canali e i ponti, quasi con smarrimento dobbiamo ammettere che è accaduto l'impensabile, che è accaduto cioè quello che né Boni, né Molmenti, né Boito, né Zorzi o Raskin avrebbero potuto mai immaginare. Sono quasi scomparsi i veneziani. La città si è come svuotata per lasciare il posto a milioni di visitatori occasionali, forse distratti, forse comunque affascinati dal mistero e dalla bellezza. La continuità delle istituzioni culturali può essere invece un segno della continuità di una storia, di una vita, di un impegno? La risposta, in fondo, è in questo stesso nostro trovarci qui oggi, in questa sala. Ora tocca a René Barbaretto. La sua relazione riguarda l'impresa di Ferdinando Ogagna per San Marco e il contributo di Giacomo Boni. E poi facciamo le domande insieme dopo. E poi prendiamo il caffè. Poi Trevio parlerà dopo il caffè. Buonasera a tutti, siamo arrivati al convegno. In effetti più o meno ci abbiamo messo 2 anni e devo dire grazie non solo al nostro Istituto Veneto ma anche al professor Hammerman, alla sua costanza di volerlo, alla Colgate University a cui appartiene e alla Gladys Scribler-Delmas Foundation. È così? Sì. Ecco, è vero, io mi sono occupata di Giacomo Boni ancora molto tempo fa, quando nessuno se ne occupava. Era 15 anni fa, stavo dando una serie di tesi di laurea del mio corso di storia dell'archeologia a Padova dei miei laureandi su tanti personaggi veneziani che si erano in qualche modo occupati di antichità. Tra questi Giovanni Casoni, il Torelli, che non era poi così negativo, con Battaglini, che avevano fondato il Museo di Torcello, mantenendo tutta la collezione, e perciò, anche se non erano poi delle grandi tesi, lo sanno i miei colleghi, che non sempre si riesce a cavare qualcosa di buono, non lo si sa all'inizio, però questa tesi di Giacomo Boni mi era rimasta proprio per questo personaggio. La tesi era sugli anni della giovinezza di Giacomo Boni. Dopo tanto tempo, quando sono diventata procuratore di San Marco, sono ricaduta su Giacomo Boni, sul lavoro dell'Ongania, e mi sono resa conto della importanza di questo personaggio e ne ho fatto un piccolo contributo per una miscellanea per un collega a cui è stato dedicato questo volume. E poi intanto mi sono accorta con molta gioia che molti altri, a cominciare da Daniele Manacorda, se ne stavano occupando, rivalutando la sua opera di archeologo, e questo naturalmente mi ha fatto piacere come veneziana nei confronti di un quasi veneziano, perché era di origine cadorina. Comincio con la citazione da Giacomo Boni. Dice Boni: «Donde era venuta la religione e il culto, di là recarono i veneziani le pietre
che adornano il loro San Marco. L'allusione a Alessandria d'Egitto e a tutto il mondo del Vicino Oriente è ovvia. Giacomo Boni aveva meno di 30 anni quando fu chiamato a collaborare all'opera di Ferdinando Ongania con un saggio sui marmi della Basilica di San Marco, di cui era ritenuto un esperto autorevole e già qualificato. Tra 1881, tanto vediamo il solito ritratto di Giacomo Boni, tra 1881 e 1893 Ongania dava alle stampe la sua monumentale opera La Basilica di San Marco a Venezia, un'opera immane che prosciugò quasi tutte le finanze dell'editore, ma che raggiunse gli obiettivi che si era proposto. La Basilica di San Marco è una immagine fedele della Chiesa e dei suoi tesori. Ancora oggi, volendo esaminare un particolare dell'architettura o dell'apparato decorativo, si ricorre alle immagini dell'Ongania, disegni, fotografie, eliotipie, cromolitografie, incisioni, tavole in bianco e nero e a colori. Se volete chiedete all'architetto Vio che vi dirà che è così. Una documentazione esemplare per l'epoca e per le tecniche innovative più all'avanguardia che Ferdinando Ongania ricercava in Italia e in Europa per applicarle al suo capolavoro. Ne derivò una serie di tavole di grande formato che riprendono i particolari più nascosti della basilica e riproducono capitelli e frammenti marmorei già allora fuori opera. Non c'è guida o studio precedente o posteriore che possa eguagliare l'opera dell'Ongania, indispensabile momento ancora attuale quando si presenti la necessità di un intervento di restauro. Per tutto parlano le due grandi tavole a colori, con l'esterno e l'interno della basilica, famosa la prima, questa, meno nota ma altrettanto suggestiva per l'atmosfera che trasmette la seconda. La riproduzione è nitida e più efficace di qualsiasi fotografia, senza distorsioni ottiche da grande angolare e con precisione assoluta nella resa dei mosaici e dei particolari architettonici. L'autore è un pittore di nome Prosdocimi. La genesi dell'opera è altrettanto interessante del suo risultato. Nasce infatti dalla seria preoccupazione per la conservazione della Basilica di San Marco, manifestata da un gruppo di cittadini veneziani e di stranieri, tutti uomini di cultura e amanti di Venezia. Possiamo dire che la Basilica dell'Ongania rappresenti i nuovi fermenti che in quegli anni percorrevano Venezia, dalla costruzione del ponte sulla laguna del 1846 alle nuove industrie che crescevano ai margini del contesto urbano. Una nuova Venezia che non voleva però dimenticare quella precedente con i suoi capolavori. E quello che venne considerato un attentato al più famoso di essi, la Basilica di San Marco, si era appena perpetrato nel 1878. Alludo agli arbitrari restauri del proto Giovan Battista Meduna, che aveva tra l'altro smantellato gran parte della facciata a sud, i cui marmi lesionati erano stati sostituiti da lastre in materiale meno nobile, alterando oltretutto la patina che il tempo aveva dato alla parete. Questo vediamo prima del restauro del Meduna, un disegno tratto da Longagna, e come appariva con questi, lo si vede benissimo, con questi marmi lucenti di restauro. L'intervento si attirò l'ira dei benpensanti che cercarono di far sentire la propria voce e il proprio dissenso. Tra costoro spiccano i nomi di John Ruskin, di Camillo Boito, di Pietro Alvise Zorzi, di Charles Iriarte. Ormai il male era fatto, ma bisognava trovare il modo che lo scempio non si ripetesse. Bisognava richiamare l'interesse del mondo intero sulla Basilica. Bisognava fare in modo che non si potesse più operare in modo discutibile e soggettivo sull'edificio. Bisognava dunque avere una immagine precisa della Basilica e di tutte le sue componenti perché non fosse più possibile alterare arbitrariamente alcuna parte di esse. Per queste ragioni si appellarono a Ferdinando Ongania, che a quel tempo aveva il suo negozio di libri e stampe e spartiti musicali sotto il porticato dell'ala
napoleonica in faccia alla basilica. Non era solo una libreria, per quanto fornita, era anche un luogo dove spesso ci si incontrava a discutere, dove era possibile imbattersi in forestieri illustri in visita a Venezia, un luogo dove spesso il destino della città e dei suoi monumenti era argomento di preoccupazione e di dibattiti. Questa libreria salotto era stata rilevata da Onganía nel 1871, quando aveva meno di 30 anni, e divenne il suo terreno di azione per molte iniziative editoriali di successo. Onganía, infatti, aveva già attirato l'attenzione di una vasta cerchia di lettori, non solo veneziani, perché aveva dedicato molta parte delle sue pubblicazioni a riprodurre in volumi di grande suggestione aspetti particolari della città. In un piccolo prezioso catalogo pubblicitario delle edizioni Onganía, senza data ma pubblicato dopo il 1904, anno in cui l'editore ricevette un prestigioso premio per la sua attività, dei molti ricevuti l'ultimo in ordine di tempo, troviamo descritte ed illustrate tutte le sue opere con relativo prezzo, dalla raccolta delle vele da pozzo all'arte della stampa in Venezia, al famoso Cagli e Canali, il cui costo variava a seconda della rilegatura, ai camini fumaioli di Venezia, alla accurata descrizione della Basilica di San Marco in Venezia, edita in soli 500 esemplari, al prezzo ciascuno di franchi 2.333, tutti già esauriti, tanto che alcune tavole sciolte venivano vendute separatamente. Ma anche le altre pubblicazioni, dall'indice ne risultano 45, quasi tutte di grande formato e per la maggior parte con testo in lingua francese o inglese o in italiano, erano a quel tempo ormai out of print, indubbio segno del loro favore. Forse Onganía fin da allora pensava ad un'impresa che riguardasse la Basilica di San Marco, visto che nell'acquisto della libreria, della libreria dal precedente proprietario, il tedesco Hermann Friedrich Münster, erano compresi anche degli accurati rilievi dell'edificio, opera di due incisori viennesi, i coniugi Johann e Luise Kreutz, rilievi già in parte pubblicati, che andarono poi a formare l'ossatura portante della basilica. Qui ne presento solo due, ma sono molti di più. La condanna per i restauri terminati dal proto Meduna nel 1878 diedero la spinta finale. Nonostante alcune voci a favore, le molte contrarie lasciarono libero sfogo alla rabbia, la cui eco ritroviamo in molti scritti di allora. John Ruskin, che a Venezia si sentiva di casa, avendovi soggiornato a lungo e conoscendone tutte le pietre, non usava mezzi termini quando tuonava: il cosiddetto restauro è la peggiore delle distruzioni. Più sarcastico Alvise Pietro Zorzi, che parlava di elaborata ed accurata falsificazione. Ne abbiamo parlato a tavola oggi. La fatica di Onganía cominciò intorno al 1878 e già nel 1881 si potevano vedere i primi risultati. Un piano vero e proprio dell'opera non sembra esistesse, almeno all'inizio. L'intenzione di Onganía era quello di proporre in una nuova edizione i rilievi della basilica realizzati dai Kreutz e dati alle stampe. Come egli stesso scrisse nella nota dell'editore, l'opera gli crebbe fra le mani, via via che i tesori della basilica venivano svelati. Divenne anche il suo campo di sperimentazione. Eliografie, eliotipie, cromolitografie, tecniche nuove che lo appassionavano vennero applicate in modo magistrale. Girò per tutta Europa a cercare i laboratori che producevano queste novità. Onganía cominciò a reclutare pittori, disegnatori, fotografi per dare vita ai suoi portafogli, come egli chiamava i raccoglitori, in cui venivano inseriti a blocchi le tavole con le immagini a seconda del formato e dei metodi usati. A queste meraviglie, ve ne faccio vedere una, e al loro editore sono state dedicate di recente numerose pubblicazioni e anche una mostra organizzata dalla Procuratoria di San Marco tra luglio 2011 e febbraio 2012, che ha visto esposti un gran numero degli originali, acquarelli, lastre fotografiche, incisioni, tutte di proprietà della Procuratoria, utilizzate da Onganía per la stampa della sua basilica. A tali saggi e al catalogo della mostra
rimando per una descrizione precisa di questo grande, meritevole lavoro, ammirevole ancora oggi sotto più aspetti. Vediamoli velocemente. Questo è il presbiterio, queste sono le colonne del ciborio, sono dei disegni spettacolari, veramente spettacolari. Questa è la cupola della Pentecoste, questo è il lato nord, questo è il grande ambone del lato nord, questo è il lampone dall'altra parte, quello dove si presentava il doge quando veniva a presentarsi al popolo per la prima volta. Questo è il lato sud della basilica, il battistero, l'atrio e la porta di Sant'Alipio, mi pare che sia l'ultima, sì. Dei 500 esemplari editi da Ongania è difficile trovarne due simili. Se nella piccola pubblicazione pubblicitaria di cui si parlava poc'anzi la basilica viene detta essere composta da 12 volumi tra grande formato e in foglio, altri esemplari ne contano 18, tra portafogli e volumi di testo. Tutte le edizioni sono dedicate, volume per volume, alla regina Margherita di Savoia, che frequentava in quegli anni Venezia e si dedicava con passione a patrocinare le arti e l'artigianato veneziano. Eccola qui, e questo invece è lo stemma di Ongania. Per i reali e non solo era stato anche ideato uno scrigno per racchiudere i volumi, decorato con smalti blu, elementi a sbalzo, dorature e motivi a cloisonné, un curioso trionfo di stile liberty bizantino, inventato forse dallo stesso Ongania e degli orafi veneziani. Questo racchiudeva le tavole del tesoro di San Marco. Ongania produsse anche un certo numero di mobili libreria in legno, questo è di proprietà della procuratoria, molto elaborati, ognuno diverso dall'altro, ma tutti coronati da leone marciano, costruiti in modo da contenere di misura i portafogli e gli altri volumi rilegati dell'intera opera, compresi i libri di testo. Sarebbe bello poter dedicare proprio all'arte di questo periodo, perché è un liberty spinto e a volte anche un po' kitsch, devo dire. Questi ultimi, 3 volumi di saggi e un volume di documenti, usciti per ultimi tra 1888 e 1993, in qualche modo vivono di vita propria, avendo la basilica come comune denominatore, ma senza diretti riferimenti, se non in alcuni casi alla parte illustrata dell'opera. In effetti, il fascino delle tavole illustrate tende a distogliere l'attenzione del lettore dai volumi dedicati ai saggi, una raccolta di scritti che danno della basilica, della sua storia, della sua arte, un quadro a tutto tondo. Dal momento che i volumi degli scritti giungono a così lunga distanza dalle prime uscite delle tavole illustrate, più di 10 anni, l'editore Ongania approfitta in una sua ulteriore ultima nota per fare il punto sul suo lavoro, rallegrandosi del successo incontrato e ringraziando tutti coloro che in qualsiasi modo lo hanno sostenuto fin dagli inizi. 10 anni di indefesse cure, dice, coronate in assoluto contrasto con quanto normalmente è d'uso nelle opere illustrate che vedono le immagini a corollario del testo, con il testo che invece segue a distanza il ben più nutrito apparato illustrativo. Quest'ultimo del resto era lo scopo principale di Ongania, ma non si può assolutamente dire che nei 3 volumi di saggi Ongania non abbia trasfuso la sua stessa attenzione, la stessa cura editoriale che nei suoi portafogli. L'editore, che forse non si sentiva forte in questo campo, affidò la gestione dei testi a Camillo Boito, uno dei promotori dell'opera, come recita la titolatura del primo volume. La Basilica di San Marco in Venezia, illustrata nella storia e nell'arte da scrittori veneziani sotto la direzione di Camillo Boito. In quegli anni Boito già insegnava all'Accademia di Brera, ma la sua opera di architetto a Venezia e nel Veneto continuava ad essere molto feconda. A lui dobbiamo lo scalone monumentale di Palazzo Franchetti, che è qui alle mie spalle, e a lui, ricordiamolo, si deve lo storico Museo Civico di Padova e la rilettura dell'altare di Donatello al Santo. Il rispetto e la fiducia di Ongania per Boito nascevano anche dagli studi che l'architetto aveva condotto sull'architettura medievale e su problemi di restauro. Il piano di quest'opera dell'opera affidata a Boito risulta molto ben strutturata,
e i 3 volumi sono curati e ricchi di illustrazioni in bianco e nero. Il primo volume è dedicato alla storia della basilica, il secondo alla sua architettura, il terzo e ultimo alla basilica descritta nelle sue componenti: pavimento, cripta, sculture, colonne del ciborio, mosaici, marmi, bronzi, tarsie e infine una nota sui restauri moderni, sul campanile e sulla paleografia delle iscrizioni. Come già Ongania, anche Boito chiamò a raccolta numerosi scrittori, per lo più veneziani di nascita e di educazione, quasi tutti giovani. Già nella sua prefazione egli introduce i problemi più pressanti riguardanti la basilica e di come, fin dal 200, tra incendi, crolli e furti, l'edificio fosse stato sottoposto a sfregi, oltre a frequenti sciagurati restauri sul manto musivo. A Pompeo Molmenti, già allora scrittore di fama, fu affidato il quadro storico su San Marco con le sue liturgie, le feste civili e religiose, il ruolo del doge e dei procuratori. Tra gli altri autori di questo primo volume, Ferdinando Apollonio, arciprete della Basilica di San Marco, affrontò il tema dei primi ceri e Francesco Fapanni, forse il più anziano tra essi, si occupò insieme a Gabriele Fantoni della Cappella Musicale Marciana. Uno spazio particolare venne riservato ad un giovane studioso, brillante e preparato, Raffaele Cattaneo, il quale si impegnò in un corposo saggio sull'architettura della basilica nelle sue varie fasi, che occupa tutto il secondo volume. Lavoro di grande respiro al quale ancora oggi si guarda con interesse per le felici intuizioni che precorrono i tempi e ne fanno un trattato dalle posizioni già moderne. Lavoro che purtroppo venne interrotto nelle sue fasi finali dalla repentina morte per vaiolo dell'autore nel 1889, a soli 29 anni. Ferdinando Ongania, in calce all'articolo troncato di Cattaneo, volle subito dedicargli una commossa commemorazione, ricordando l'unanime cordoglio per questo giovane così promettente e così rimpianto. Nel terzo volume, dedicato ad aspetti particolari della basilica, troviamo una miscellanea di autori. Il nome di Cattaneo ricorre ancora nell'indice originale per gli articoli sui pavimenti della chiesa e sulle tarsie della sacrestia, ma sarà Urbani de Gelthoff ad assumersi l'incarico di condurli a termine. Tra gli altri autori ricordiamo alcuni dei promotori dell'opera di Ongania, come Elvise Pietro Zorzi, Guglielmo Berger e Pietro Saccardo, nuovo proto di San Marco dal 1887, il proto che il 14 luglio del 1902 vedrà stroncata la sua carriera con il crollo del campanile. Anche Giacomo Boni viene chiamato a collaborare nei campi che meglio gli erano congeniali. I marmi della basilica e le fondazioni del campanile, la cui indagine gli era stata affidata dando prova di quello che diventerà il suo cavallo di battaglia, lo scavo stratigrafico o quello che era. Di Giacomo Boni in questo convegno abbiamo già sentito parlare a proposito della sua formazione, delle sue attività a Venezia in età giovanile. Non tutti possono partire così alla grande come fece il veneziano Giacomo Boni all'inizio della sua carriera, nonostante egli non facesse parte dell'establishment culturale, ma ricoprisse un modesto incarico nel cantiere di restauro a Palazzo Ducale. Boni nacque a Venezia nel 1859, nel sestiere di Cannaregio, in Calle Gradisca, penso che si dica, al numero 3473, da una famiglia di origini cadorine. Questa è la calle, è una delle calli, quelle bellissime calli vicino a alle fondamenta nuove. Insomma, la Madonna dell'Orto, grazie. Da una famiglia di origini cadorine e morì a Roma nel 1925 per le conseguenze di una grave malattia contratta anni prima sul fronte di guerra. Qui c'è una discrepanza, ma sia morto di infarto o per questa malattia, comunque morì. Una vita vissuta a Venezia per meno di 30 anni, fino al 1888, quando venne chiamato a Roma come ispettore alla Direzione Generale delle Belle Arti. Ma non dimenticò la città natale, recandovisi di frequente e soprattutto cercando di agire anche da lontano per la salvaguardia dei suoi monumenti che sapeva minacciati non già solo dall'incuria del tempo e degli uomini, ma anche da restauri invasivi e condotti malamente. Aveva seguito studi tecnici che gli erano assolutamente congeniali,
ma il mondo dell'umanesimo lo attirava, tanto da studiare da autodidatta, così si dice, il greco e il latino, al quale più tardi aggiunse il sanscrito, questo non l'ha detto nessuno, e in alcune lingue straniere moderne. Beh, l'inglese lo sapeva bene. La sua formazione fu comunque quella di un tecnico e questo spiega la sua abilità nel riconoscere e maneggiare materiali di qualunque tipo. Assunto nel 1879 nel cantiere di restauro di Palazzo Ducale, in breve si impose, giungendo rapidamente a dirigere i lavori. Tra 1880 e 1884 frequentò i corsi di architettura all'Accademia di Belle Arti, unendo così anche una preparazione culturale alle sue conoscenze tecniche, e lì dunque partì da un'angolatura differente alla più usuale preparazione umanistica. Partì infatti dalla materia per giungere alla forma d'arte, e questo gli permise di acquisire le più svariate conoscenze delle tecniche di costruzione che gli saranno fondamentali nelle esperienze successive e che lo renderanno un antesignano dell'archeologia moderna, proprio per le sue competenze nel campo dei materiali anche dei più umili, rinvenuti nei monumenti e negli scavi. Marmi, pietre, legni, metalli non avevano per lui segreti. L'apprezzamento era duplice, per la materia in sé e per l'esecuzione del manufatto. Su Boni, lo sappiamo, lasciò tracce profonde l'amicizia con John Ruskin, di cui ammirò il rigore e la grande sensibilità artistica e del quale condivideva la predilezione per l'architettura medievale, oltre alla ferma opposizione ad un certo tipo di restauro invasivo che si praticava allora a Venezia. Nonostante la differenza di età tra il giovane Boni e il più attempato Ruskin, il sodalizio, qui una fotografia in cui Ruskin era vecchissimo perlomeno, con lunga barba, il sodalizio continuò attraverso un nutrito epistolario, anche quando il primo lasciò la laguna per Roma e il secondo diradò le sue visite a Venezia. Altre personalità ebbero grande influenza su Boni, quali l'inglese Philip Webb, William Morris e l'architetto Carroll, e tra gli italiani Camillo Boito e l'architetto Luca Beltrami. Da tutti costoro egli assorbì capacità di leggere i monumenti, di comprendere le tecniche e costruzioni e di coglierne il messaggio artistico. Dal 1885, grazie agli amici inglesi, divenne socio della Society for Protection of Ancient Buildings, fondata un decennio prima. Boni ne fu membro molto attivo e in essa egli trovò un appoggio per le sue battaglie a favore dei monumenti veneziani. Già in Palazzo Ducale aveva avuto modo di indagare le fondazioni e i risultati soddisfacenti gli valsero nel 1886 l'incarico di ritrovare le tracce dell'antico perimetro di Piazza San Marco e di ricostruire le varie fasi che avevano portato, attraverso una serie di alterazioni e di abbattimenti di antichi edifici, alla forma attuale. Dei due più emblematici monumenti che adornano l'area marciana, Boni ebbe modo di occuparsi negli stessi anni con l'usuale passione. Il Leone di San Marco sulla colonna della piazzetta, di cui curò il restauro, che è ottimo, e lo studio, è riconosciuto ancora oggi, e lo studio, il restauro e lo studio, e il campanile della piazza, dei quali riuscì ad annegare le fondamenta, dandone egli stesso relazione in una serie di articoli e di cui tra breve parlerà Ettore Vio. Quando il 14 luglio del 1902 il campanile crollò, Boni ritornò appositamente da Roma per dedicarsi con amorevole cura a raccogliere dalle rovine i frammenti architettonici e scultorei che ancora si sarebbero potuti rimettere in opera, e contribuendo con la forza della sua autorità a sostenere il desiderio dei veneziani di vedere il campanile risorgere com'era e dov'era. Dei due capitoli che a Boni vennero affidati da Camillo Boito nel terzo volume di saggi, a noi interessa particolarmente il primo, quello sui marmi della Basilica. Al di là delle minuziose descrizioni tecniche che dimostrano una inusuale competenza della materia, sia pratica sia teorica, basata su testi precedenti, ma soprattutto sulla conoscenza diretta delle singole tipologie delle pietre, le pagine rivelano alcune delle peculiarità che rendono Giacomo e Boni un personaggio degno di attenzione per capacità intuitive e per una singolare libertà intellettuale. Pur nella sua veste di tecnico conoscitore, Boni ritorna spesso nelle sue pagine sull'importanza e la funzione del colore, il colore dei marmi.
questo è il campanile è crollato. Ecco alcuni esempi di tavole dell'Ongania con tipologie di marmi. Non è solo l'oro dei mosaici che ti avvolge quando entri in chiesa, lo vedrete stasera, e che filtra attraverso l'atmosfera come un pulviscolo, e anche il grigio e il verde e il rosso dei marmi nelle loro tante sfumature, più o meno accese, che ti inseguono in un crescendo spettacolare, dal pavimento alle pareti, ai lastroni della iconostasis, agli amboni, i colori della porpora, i colori imperiali, come si convengono al culto divino. Possiamo trovare alcune di queste sue considerazioni sui colori, sul ruolo della luce, in un articolo del 1883 in Archivio Veneto e in altri di anni successivi. Non sopportava l'idea che la furia restauratrice di quegli anni volesse coprire le tracce dei brillanti colori di edifici come la Cadoro con uno strato uniforme di malta grigia. Innamorato del colore vivo delle tessere vitree e dei mosaici della basilica, lamentava la sostituzione di quelle danneggiate con elementi dal tono piatto che rendevano spente le figure e mortificavano le pareti mosaicate, così come l'impagabile tessitura dei pavimenti. Sempre nel capitolo di Boni nell'Ongania sui marmi della Basilica di San Marco troviamo un altro elemento che già ci fa intravedere il suo futuro di apprezzato archeologo. Su questo sorprendente particolare si dovrebbe ragionare a lungo per ciò che anche oggi può significare. Boni si poneva il problema della provenienza dei marmi della basilica, colonne, lastre e tessere. La sua conoscenza di marmi microasiatici o africani gli fa supporre l'arrivo di molti di essi da quelle terre all'epoca delle diverse fasi di costruzione di San Marco. Siamo negli anni '80 dell'Ottocento e certo Boni non aveva a disposizione che i testi di studiosi che lo avevano preceduto e la propria esperienza, ma nessun metodo scientifico se non la capacità di un occhio allenato a cogliere somiglianze e differenze. Boni si convince che un altro filone di materiali doveva venire da Aquileia, dove i saccheggi erano stati nei secoli di grande entità e che veniva purtroppo considerata una cava di marmi pregiati. Per dare credibilità alla sua ipotesi, Boni si reca ad Aquileia e gira per i campi, là dove affiorano rovine, raccogliendo infiniti frammenti di marmi che riporta a Venezia. Ricerca marmi anche nel sottosuolo, trovandoli sotto poco più di 2 metri di terra. Per molti di essi trova conferma nei materiali lapidei di San Marco. Argomento questo ancora inedito che varrà la pena di approfondire in altra sede perché, me lo dice Ettore Ivio, molti di questi frammenti riportati da Boni da Aquileia sono ancora di proprietà della Basilica. Ma vale la pena di raccogliere le sue stesse parole. Dice: ricercai ad Aquileia quanti marmi potevo, per confrontarli con quelli della Basilica di San Marco, ed utile confronto mi furono i rottami tradotti a Venezia per risarcire il pavimento della Basilica. E ancora, ogni pezzo che raccoglievo mi ricordava una colonna o un pezzo di rivestimento a San Marco. E poi, dopo aver elencato i tipi di marmi ritrovati, conclude così il paragrafo. Questi sono i marmi che mi fu dato di identificare fra i rottami trovati scorrendo le campagne d'Aquileia, giacenti per le stalle e le case coloniche, e quelli con saggia previdenza riuniti e fatti trasportare a San Marco. Essi, come risulta dal cenno sommario che ne abbiamo dato, dice sempre Boni, rappresentano le specie principali di marmi che adornano la nostra basilica. Ad ogni modo, dice, ci basta aver accennato all'abbondanza e varietà di marmi che Aquileia distrutta poteva fornire e certo in qualche misura fornì agli antichi veneziani per la decorazione della loro basilica. La basilica di Ongania uscì completa dei volumi con i saggi nel 1892. Boni era già stato chiamato a Roma, portatovi da chi in quel giovane deciso e preparato aveva visto un innovatore, soprattutto un appassionato cultore di quell'antico mondo romano che egli stesso contribuirà a restituire alla conoscenza di tutti. L'opera di Ongania e la fama che immediatamente la circondò ottenne il suo scopo, ponendo al centro dell'attenzione degli studiosi e degli amanti di Venezia i problemi della basilica. Qualche restauro rischiato venne ancora commesso dal proto Piero Saccardo, succeduto a Meduna, che si attirerà alle critiche di Giacomo Boni per alcune arbitrarie sostituzioni di mosaici, conferma che la sua attenzione a ciò che accadeva a Venezia non venne mai meno. Grazie.
passiamo alle domande, possiamo cominciare prima se ci sono quello per Franchetti e poi dopo per Favoretto. Qualcuno ha una domanda? C'è il microfono. Pronto? Sì. Io volevo dire una cosa rispetto a alla relazione che abbiamo fatto tutti stamattina, ma che in particolare ha fatto il professor Franchini, e cioè che è vero che Venezia ha avuto tutta una serie di sventramenti e di ricostruzioni, però quello che dovrebbe far riflettere, a mio parere, è che questi sventramenti e queste ricostruzioni, nella misura in cui sono stati fatti il nuovo, avendo sempre come punto di traguardo il vecchio, sono in fondo compatibili, cioè non sono ferite così violentemente evidenti e presenti rispetto al nuovo che si va facendo oggi, che non ha dentro le città storiche, che non ha più come punto di traguardo la città storica, ma che è autoreferenziale e che quindi costruisce questi condomini, questi in cemento armato che sviliscono, che sono in partenza modestissimi dal punto di vista estetico e inesistenti dal punto di vista storico, e che sono sviliti in partenza, ma che soprattutto poi sviliscono il contesto. Questo per dire che è inevitabile che le città storiche debbano essere continuamente ricostruite, mantenute, rifatte, ma che il problema è quello di rifarle sempre avendo come punto di traguardo la città storica, sia dal punto di vista proporzionale e dimensionale, sia dal punto di vista dei materiali e delle proporzioni delle cose che si fanno, insomma. Pienamente d'accordo su questa osservazione. C'è da dire che sono stati proposti degli interventi che, non so, forse avrebbero seriamente compromesso il carattere della città. Ad esempio, penso a quello proprio del prefetto Torelli di costruire due fondamenta lungo tutto il Canal Grande davanti ai palazzi per consentire la passeggiata, o quella della sopraelevata che da San Marco sarebbe arrivata fino a Sant'Elena. Penso alla stazione di Biondetti al posto dell'abbazia di San Gregorio, la stazione ferroviaria costruita lì con la ferrovia alle Zattere che arrivava fino alle Zattere. Cioè è vero, però è anche vero che proprio grazie alle persone di cui oggi noi stiamo parlando si sono impedite delle trasformazioni che non so poi cosa avrebbero potuto ingenerare, perché quelli erano comunque degli inizi. Quindi grazie al cielo, se questa città ha ancora mantenuto questo suo carattere, lo si deve proprio anche perché molti progetti, dall'esito imprevedibile, quando Molmenti parla di stalle, carrozze, eccetera, a Piazza San Marco, non è lontano da certi progetti. Io ho visto un progetto qui depositato all'Istituto Veneto negli anni 50, 1950, di costruzione di sottopassaggi in modo da consentire sotto le abitazioni, tutte le abitazioni, dei garage, in maniera che le automobili, questo è un progetto depositato all'Istituto Veneto, quindi non è una fola, da un ingegnere, cioè 1950, così. Cioè, sì, c'è anche appunto da ipotizzare la possibilità di uno stravolgimento effettivamente totale, insomma. Comunque condivido assolutamente l'osservazione. C'è qualcun altro? Perché la città è una cosa viva, non può essere esattamente una cosa fossilizzata, ma è la scelta esattamente. Ma certe proposte a Venezia per la ferrovia che arriverà a Campo San Angelo, per fortuna, non hanno, questo è anche tanti anni prima, 40, c'era questi verti
fa arrivare proprio nel cuore della città. Così passiamo alle domande per Irene Favoretto, sua relazione. Sì. Una domanda, la Procuratoria di San Marco all'epoca come era costituita e quali erano i meccanismi anche proprio di nomina dei procuratori e anche il ruolo del del proto di San Marco era analoga a quello di oggi o c'erano delle forti variazioni? Intanto si chiamava Fabbriceria, a dire la verità, il nome Procuratoria, che è molto più bello, è nato con Cini, con Volpi nel 31. E allora era una fabbriceria, ma io credo che più o meno avesse le stesse funzioni perché è sempre stata la salvaguardia della basilica, però evidentemente non abbastanza da opporsi a quello che potevano essere i restauri del proto, che potevano anche sembrare necessari, forse lo erano, però era il modo di operare che era negativo, mettendo delle lastre totalmente nuove, lisciate, al posto di quelle vecchie consunte e cadenti, che però potevano essere recuperate, forse almeno in parte, ma questo sa meglio di me Ettore Ghio. Era il governo o il patriarca che proponeva? Beh, credo che sia sempre stato il governo, perché i procuratori sono di nomina del Ministero degli Interni e poi della Prefettura, perciò sono solamente due, e questo vale per i procuratori laici. I procuratori invece religiosi sono nominati dal patriarca, è così? Qui abbiamo un primo procuratore. In sintesi c'era una legislazione che prevedeva la presenza di 7 procuratori, 4 di nomina ministeriale, 3 di nomina patriarcale. Con l'ultima riforma, quella dell'84, quando c'è stato il nuovo concordato, è arrivato anche una diversa sistemazione, per cui i rapporti si sono un pochino modificati. Oggi sono 5 di nomina ministeriale e 2 di nomina patriarcale. Più che di nomina patriarcale è da dire che è di designazione, perché dopo la nomina effettivamente viene fatta costantemente dal Ministero degli Interni. Però prima, se ci riferiamo all'Ottocento, è stato nel 1820, dopo che l'Austria ha ripreso in mano Venezia e ha riportato i cavalli di San Marco, in quel momento è l'Austria, il governo austriaco, che dà l'incarico a un ingegnere di fare un progetto generale di restauro della basilica, ed è del 20 questo progetto. C'era una commissione di nomina governativa che era direttrice dei lavori, amministratrice e direttrice dei lavori, che dura fino al 53. Nel 53 viene nominato definitivamente unico responsabile dei lavori e direttore dei lavori l'ingegnere Giovan Battista Meduna, che era lì dal 1826, cioè da molti anni, come assistente della commissione, che era una commissione di tipo prevalentemente artistico, quella della cosa dei lavori. E da quel momento e fino all'entrata di Venezia nel Regno d'Italia che esiste questa forte presenza del governo nel modo di, tanto che riescono addirittura a mandare via Giovanni Moro, che è un famoso mosaicista che voleva fare tutti i restauri secondo Saccardo, poi tra l'altro che era allora presente come procuratore. Mandano via questo mosaicista e danno l'incarico a un italiano di origine austriaca, Karl von Blass, che era direttore dell'Accademia delle Belle Arti dal 1860, e gli danno anche i soldi di fare i mosaici. Caduto lui, venuto il nuovo governo, c'è la legge che fonda le fabbricerie. Credo che
intorno alla fine degli anni 70, i primi anni 80. Ecco, in quel momento le fabbricerie diventano gli amministratori delle attività di conservazione come lo sono adesso. Questo è quello che so io. Beh, sì. Sì, ma la legge che le istituisce, sì. Fabbricerie esistevano dal 1200, credo, o forse anche prima. Sì. Ecco, hanno anche altri nomi, certo. Posso chiedere a René, quei bei libri di Eugania, chi ha comprato? I veneziani? No, no. O i forestieri? I forestieri, c'è. Perché la cosa interessante è che all'inizio Sottoscritto. una delle prime pubblicazioni in 1877 è quel libro di Zorzi con i soldi di John Ruskin. Ma E quello è un in quel libretto. periodo non arrivano proprio parli, incontrano, no? Da Ongania e la cosa, i veneziani hanno comprato o No, no. americani o In inglesi? in tutta Europa, anche in Mosca, tant'è vero che sono andati prima nelle varie corti europee perché quei volumi si potevano sottoscrivere. E allora Prenotare, sì, sono stati tutti i reali di tutte le corti europee che hanno sottoscritto per avere questi volumi e poi per fortuna molti di essi sono finiti nelle librerie nazionali. Non dappertutto ci sono, ma in molte grandi biblioteche nazionali e internazionali ci sono delle copie. E hanno stampato proprio a Venezia? Sì, sono stampate. Beh, le cromolitografie, tutte le litografie sono state stampate anche tra Lipsia, Francoforte, Londra, Monaco, Napoli e Palermo. Milano e Palermo, perché Ongania girava tutta Europa per cercare questi laboratori fotografici dove applicavano queste nuove tecniche che erano elaboratissime. E la Procuratoria di San Marco è la felice possessora, se così si può dire, degli originali che sono serviti a Longania per stampare i suoi volumi, che sono tutti uno diversi dall'altro, veramente, perché la Procuratoria ne possiede due copie integre, però anche quelle sono una diversa dall'altra come numero, e in più degli altri volumi sciolti. Poi credo che ci siano in Marciana, so che ci sono in giro per Venezia. Costava moltissimo. Costavano, d'altra parte, costavano 2.333 franchi, che non è poco. D'altra parte erano 18, sono grandi così i portafogli. Dunque, oggi bisogna vedere, perché a volte in eBay sono in vendita e sui 7.000 euro. No, Non costano tantissimo. Gli ultimi che sono stati venduti 3 anni fa, dopo no, sono stati venduti a Londra a 7.000 pounds. Perciò un po' di più di 7.000. È un po' di più. 10.000 euro neanche. Però non credo che ce ne siano tanti altri in giro. No? Volevo ricordarti I saggi. che quando abbiamo fatto la mostra di Ongania abbiamo avuto in prestito dal Quirinale uno dei volumi della Regina Margherita che sono nella biblioteca del Quirinale. Certo, è stato preso in prestito uno dei volumi e l'abbiamo aperto proprio sulla dedica alla Regina Margherita. La Regina Margherita era un personaggio molto curioso che amava moltissimo Venezia e che si era fatta sistemare come sua proprietà, sì, come sua residenza privata, un'ala del Palazzo Reale che adesso stanno risistemando proprio come era quell'epoca. E lei girava veramente per tutte le calli di Venezia e cercava gli artigiani. Aveva una gran passione per l'artigianato veneziano, i vetri, le stoffe, io lo so per le stoffe perché si è fatta fare qua a Venezia dei tessuti speciali su disegno congegnato
tra la proprietà di questa fabbrica e lei, famoso treno reale, una stoffa splendida di blu Savoia coi nodi e le margherite. E insomma era un personaggio che veramente ha dato una spinta in quegli anni a cavallo tra fine 8 e inizi 9 all'artigianato veneziano, e si è molto occupata di opere di beneficenza. So che giravano molti aneddoti sulla regina Margherita. E le nobili Giusto? Alla veneziane, Nicopea. grandi, Ha, faceva da patrone sì, l'artigianato. ha donato una collana di diamanti alla Madonna Nicopea, rubata e restituita. Perciò è un argomento su quale nessuno ha mai scritto, questo della regina Margherita a Venezia. C'è una domanda lì. Posso? Io volevo ritornare un momento sull'osservazione che è stata fatta prima, se posso. Io stamattina non ho potuto venire, non ho sentito il professor Zanardi, ma non ho capito bene la sua osservazione, nel senso che mi pare che il dottor Franchini ha detto che in questo periodo molti progetti diciamo innovativi sono stati bloccati da questi personaggi di cui stiamo parlando. Io non ho capito che cosa intendeva il professore, nel senso che sventramenti sicuramente ci sono stati, tipo la Strada Nova. Io ricordo che nel 1870, quando Roma diventa capitale, chiedono a Haussmann che cosa fare di Roma e Haussmann dice non toccatela per carità. Allora il dottor Franchini ha risposto su questi no, diciamo che ci sono stati, ma non ho capito la domanda sua dello sventramento. Chiedo scusa. Dunque, la mia domanda, ammetto, si sente? Sì. La mia domanda, ammetto che dava per scontato un ragionamento precedente che molti di voi non avevano fatto, e cioè il problema del riuso delle città, cioè noi siamo di fronte in questo momento a una situazione paradossale, perché 50 anni di, mi perdoneranno le colleghe di soprintendenza, ma 50 anni di vincoli museificanti messi ai centri storici hanno ottenuto, e questo lo si vede come effetto oggettivo, no? Nel senso che sono cose che si sanno, che sono state dette, che sono sui giornali, no? Hanno ottenuto come effetto la museificazione dei centri storici che i centri storici si siano pian piano disabitati. E questo perché? Perché non si può pensare di far vivere la gente dentro a un museo. Allora cosa succede? Succede che rispetto agli sventramenti che sono stati fatti a Venezia, e io riconosco al dottor Franchini, anzi sono perfettamente d'accordo con il dottor Franchini, che le iniziative tipo il ponte, il raddoppio del ponte, cioè la ferrovia per far arrivare le circonvallazioni, non so adesso come quelle due strade che dovevano circondare Venezia, erano a bracci mortali ed è stato un ben di Dio che non si siano mai fatte ed è stato un merito dei veneziani di essersi opposti. Però dico che negli sventramenti che io ho visto così vagamente di Venezia, quello che è appunto evidente è che, essendo stati fatti tenendo in considerazione la città storica come punto di traguardo, in fondo sono stati metabolizzati, cioè stanno dentro la città senza dare troppo fastidio. Allora, il problema è che siccome le città storiche sono andate crescendo su se stesse nei secoli in forme compatibili con ciò che era preesistente, e questo le rende, come dire, concresciute in modo più o meno mirabile, ma insomma le città storiche italiane sono meravigliose e soprattutto non è che si sono fermate al 4 gennaio del 1419 piuttosto che al 7 dicembre del 1633, ma sono andate pian piano nei secoli evolvendo, però evolvendo in modo compatibile con ciò che c'era già, avendo sempre come punto di traguardo, per delle ragioni anche tecnologiche,
di possibilità costruttive, no? Sono andati evolvendo in modo omogeneo con l'esistente, con anche dei corticircuiti, ma però corticircuiti sempre metabolizzabili. Allora, siccome il tema è quello di uscire dalla museificazione dei centri storici, di uscire in genere, direi, dalla museificazione del patrimonio artistico, per renderlo, dico una parola orrenda, mi vergogno, ma la dico lo stesso, cioè per renderlo fruibile diversamente o per valorizzarlo diversamente, per fare in modo che non muoia, perché per darne un uso sociale. Ecco, questo è di Venezia, mi sembrava un esempio in re di come in fondo delle ricostruzioni potessero, anche moderne, potessero essere fatte senza squilibrare l'assetto della città storica. Era solo questo quello che volevo dire. Beh, forse a questo punto andiamo al caffè e poi possiamo continuare il discorso più generale dopo la presentazione di Etrevio. Sì, ma fa brevemente, se non, perché non cominciamo i lunghi discorsi, possiamo fare dopo, se secondo me questo va meglio. Sì, perché questo è un argomento abbastanza vasto in cui anche andiamo fuori dai tempi di Giacomo Boni, capisce? Perché pensando del futuro di Venezia, chi abita a Venezia ha anche diverse idee. Io abitavo qui da 30 anni e il futuro di Venezia, cosa si deve fare, come una città viva, è un discorso per 2 o 3 sezioni, capisce, su Venezia, va bene? Così prendiamo il caffè, si può continuare la discussione.